La Onlus nasce nel 1999. Un gruppo di amici una sera si incontra e guardandoci in faccia ci siamo detti ma perché noi non dobbiamo condividere le fortune che abbiamo? E nel parlare, nel discutere, si dice sì, proprio Saronno avrebbe bisogno un punto dove possiamo dare qualcosa che noi abbiamo la fortuna di dare. Inventiamoci un qualcosa, e uno dice un punto, e io dico, perché sono stato un point, e nasce la Saronno Point. Io presumo che adesso, senza vanto, ma abbiamo fatto delle iniziative incredibili. Abbiamo fatto il progetto per esempio della casa accoglienza, abbiamo seguito questi ragazzi con il progetto Mai Soli, un progetto che è durato tantissimi anni, però siamo riusciti, e oggi i ragazzi diversamente abili hanno una casa molto bella in prossimità della posta, che è qualcosa di straordinario. Abbiamo lavorato tanto per questo e siamo felici per loro e per i loro genitori. Da lì abbiamo fatto anche la sala della mamma in pediatria, perché c'era bisogno anche di questa cosa. Da lì abbiamo fatto di tutto e di più e siamo entrati dentro nel mondo della sanità in maniera forte. E siamo entrati nell'ospedale di Saronno. Siamo specializzati, diciamo così, proprio con l'oncologia, e dall'oncologia abbiamo veramente raccolto tante offerte per poter dare strumentazioni importanti per la cura, l'assistenza e la diagnosi del malato oncologico. Ecco, questo è Saronno Point, soci operatori e simpatizzanti che si sono iscritti in un social. Allora, se dobbiamo dire chi ci segue, abbiamo superato 5-6 mila persone. Gli operatori sono una ventina che lavorano costantemente da 21 anni. Poi abbiamo i simpatizzanti, cioè quelli che ci seguono, e con la disdetta, perché io devo dire la disdetta del Covid, mediamente riceviamo 400 messaggi alla settimana e avremo quasi 45-50 mila persone che ci seguono con il nostro social o Facebook. Diciamo che è Facebook la parte maggiore, ecco. Allora, il messaggio di questo Natale noi della Saronno Point l'abbiamo pensato bene. Ci sono tante restrizioni e dobbiamo seguirle tutte, perché vi assicuro, io faccio parte di quelle persone che hanno seguito nel momento del lockdown la grande problematica dei trasferimenti dei pazienti. Io vi dico questo: per fare un Natale più Natale, fatelo nel nucleo della vostra famiglia, perché è veramente importante evitare gli assembramenti. Seguite sempre le indicazioni, cioè sanificazione delle mani, la mascherina, che sono cose importanti, distanziamento. Però per concludere, l'augurio della Saronno Point è: forse quest'anno, in questo povero Natale, c'è tanta ricchezza. Allora, l'autista sanitario deve fare un corso. In questo periodo di Covid è nata a marzo la voglia di partecipare, perché l'ospedale di Saronno, l'oncologia, è stata trasferita a Busto Arsizio e ci hanno chiesto che c'erano pazienti che non sapevano come arrivare a Busto. Quindi è stata un'esperienza che io non pensavo alla mia età di poter, perché io ho fatto anche il volontario in Croce Rossa, ma 30 anni fa però. Ho detto di metterci proprio la tuta, quella bianca, poi la visiera, la mascherina naturalmente, guanti, e via, si andava a raccogliere questi pazienti e loro sono molto grati perché non sapevano come fare. Alcuni sono rimasti stupiti che non chiedevamo: ma voi venite a prenderci, ci portate a casa? Certo, ed erano contenti. Le cose che ci vengono donate da chi ci segue e ci sostiene, questi manufatti che vedete esposti vengono realizzati da un gruppo di donne che noi abbiamo soprannominato il club delle fatte, perché sono delle fatte, hanno le mani di fatta, il cuore di fatte. Pensate al cuore che hanno messo e che mettono queste signore. Pensate che andiamo da un'età sicuramente non più giovanile, per cui diciamo dai 60 anni, a un'età più grande che andiamo quasi, superato gli 80. Però quello che continuo a sentirmi dire da queste fatte è che comunque
indipendentemente, loro quando fanno si sentono bene. Per cui è una terapia anche per loro. Fare bene fa bene, è vero, perché ti fa star bene con te stessa, ti fa sentire utile, ti fa sentire che hai fatto qualche cosa di buono per qualcuno. Quello che noi facciamo è visibile a tutti e continuerò sempre a dirlo, perché noi tutte le nostre donazioni sono alla luce del sole, sono all'ospedale, sono etichettate con tutto l'elenco dei donatori che ha contribuito ad acquistare queste cose. Allora, che dire, continuate a sostenerci, quello che facciamo lo sapete e niente, anche quando sento dire ma siete bravi, no, non bisogna dire siete bravi, dobbiamo dire al limite siamo bravi, perché da soli non si fa niente. Per cui un grazie a tutti, un grazie di cuore. Questo Covid non ci ha fermato come associazione, come io all'inizio immaginavo, anzi devo dire che si è aperto un mondo. Buon Natale a tutti, grazie. Sono qui con l'amico Aureliano perché io sono felicissimo, a nome di tutti i soci della Saronno Point, di divulgare questo CD con le canzoni di Natale, perché il Coro Alpe per noi qua a Saronno è la storia del canto corale. Pertanto vi invitiamo tutti ad acquistare questo CD perché noi pensiamo che con un piccolo gesto facciamo un Natale che è più Natale. Una parola anche per Aureliano, vero Aureliano? Io ve lo posso dire cantando, buon Natale, buon